Siamo collegati anche con Rovigo. Allora, segretario Milan, ci sente? Io la Eccolo qua. sento bene. Allora, la zona del Delta del Po, la segretaria ha introdotto vari territori, tra l'altro potrà anche parlare con cognizione di causa del territorio polesano perché viene da quella zona, da quell'esperienza molto importante, nativa, tra l'altro più o meno come area, ma lei la sta vivendo in questo momento. Quali sono gli interventi dell'area del Delta del Po? Mi sa che sono parecchi quelli programmati, vero? Beh, gli interventi sono, diciamo, dobbiamo prima analizzare e partire da che cos'è la strategia nazionale delle aree interne, come è stato spiegato prima dalla segretaria, la Nicoletta, rispetto alla quale questo intervento mira a contrastare lo spopolamento e la marginalizzazione. Proprio per questo motivo abbiamo ritenuto opportuno rilanciare, fare un convegno invitando i comuni, invitando il vescovo per affrontare questo tema, perché il progetto che riguarda il territorio del Delta del Po, che come avete visto è stato denominato contratto di Foce, ha visto da un lato un dato positivo che ha visto superare delle barriere, una gestione associata dai comuni, quindi barriere che comuni non si parlavano, i 7 comuni del Delta, però e quindi per una gestione associata dei comuni. Perché ci abbiamo voluto ritenere? Perché noi partiamo da un dato di una forte marginalizzazione socio-economica e di un rilevante invecchiamento della popolazione. E tutto questo che noi abbiamo in queste aree è accentuato da una mancanza di questi luoghi di vantaggi derivanti da infrastrutture, da uno svolgimento da necessarie per uno svolgimento di un'attività economica, per recuperare eventuali insediamenti, nuovi insediamenti, da una scarsa accessibilità e quindi rende difficile tutto questo uno sviluppo economico. Poi questo si somma, come è stato già detto, a una scarsa qualità dei servizi essenziali, ovvero quello che è il degrado determinato dei servizi pubblici, dalla scuola alla farmacia, all'ufficio postale, al presidio ospedaliero. Inoltre un fortissimo invecchiamento demografico e una diciamo no, situazione di giovani che se ne vanno da questo territorio. Quindi questa situazione sia di natura demografica sia dovuta alle difficoltà che accennavo prima ha bisogno di essere rilanciata. Noi riteniamo che quindi rispetto a questo occorre un rilancio. Abbiamo voluto fare questo convegno per parlare proprio di come rilanciare queste aree interne e noi diciamo che deve passare inevitabilmente per la riabilitazione di queste aree, quindi dei borghi, dei centri minori, rafforzando che cosa? Le infrastrutture, l'assistenza territoriale sanitaria, i servizi sociali con strategie ovviamente e misure che devono essere elaborate anche dagli enti locali, che sono cruciali per gli interventi di questa comunità, non sperando che arrivi sempre tutto, diciamo no, dall'alto. Quindi il problema di fondo è quello di elaborare politiche pubbliche concrete perché si devono superare quelle che sono le piccole realtà, i piccoli comuni, e quindi citavo apposta il fatto del superamento, diciamo no, con le aree interne e quindi l'omogeneizzazione di questi comuni, perché è un indice di possibilità di superamento di questi piccoli comuni e quindi di consorzi di comuni, che questi sono in grado quindi di coniugare quelle che possono essere le aspettative di sviluppo di quel territorio e quindi sfruttando tutti quelli che sono gli elementi competitivi naturali, quindi la salvaguardia dell'integrità storico-culturale, come è stato detto, dell'ambiente. Pensiamo solo all'importanza del Delta del Po per quanto riguarda una delle aree umide più importanti d'Europa, con la sua vegetazione, la questione legata quindi alle aree, diciamo, no, agro e quindi il recupero dei terreni, e questo significa anche salvaguardare il territorio e fare una politica green per questo tipo di realtà, mettendo nelle condizioni forme e offrire questo in modo da attirare residenze in queste aree, Sì. diciamo, no, e questa capacità di attirare, diciamo, residenti nelle aree è legata alla capacità ovviamente di offrire livelli adeguati a quella che è la qualità della vita che accennavo prima. E quali sono? Attraverso nuove forme di rigenerazione che possono quindi intervenire e innescare sviluppi. Aspetti che la interrompo, segretario, lei, perché sennò parla troppo veloce e chi ci ascolta non riesce neanche a seguirla. Forme di rigenerazione, la signora di 80 anni che vive in quella zona dice che cos'è?
No, è una forma per creare, rivitalizzare quel territorio, mettendo in atto strumenti in modo che il giovane possa rientrare in quel territorio perché trova quelle condizioni socio-economiche tali per poter risiedere in quel territorio. Se quel territorio non mi offre nessuna possibilità, e quindi il degrado ambientale, il Certo, degrado le dell'abitazione, giovani la scappano, mancanza sì. di servizi, se io non rigenero quel territorio, non faccio politiche per dare questo tipo di elementi, è evidente che il giovane ricerca soluzioni esterne perché quell'area non gli dà nessuna possibilità di poter, diciamo, costruirsi un futuro e avere un altro. E quindi vuol dire innescare processi di sviluppo e su questi processi di sviluppo portare quindi elementi poi sui problemi paesaggistici, identitari Chiaro, e quindi chiaro. fare nuove forme di creatività, di intervento su quel territorio perché io possa poi in quell'area trovare una condizione di, come posso dire, di Perfetto. vita. eh, Di sviluppo. Allora, le aree interessate sarebbero anche, per nello specifico, abbiamo visto nella slide, Rosolina, Loreo, Portoviro, Taggio di Po, Corbola, Ariano Nepolesine, Porto Tolle. Quindi non sono aree di poco conto. Alcune peraltro sono molto conosciute perché se parliamo di Porto Tolle, di Rosolina, Portoviro, insomma, hanno una loro importanza. Sì. Segretaria, chiedo anche a lei. È poi il caso del Polesine dove c'è stata una grossissima realtà che ha messo la sua base, vabbè, insomma, è una realtà industriale importante, ma non si possono accorpare queste aree SNAI, forse così avrebbero più forza, interessante l'aggiornamento di oggi. È interessante questa riflessione o questa domanda e devo dire che rispetto a quello che diceva adesso Luciano Mille, segretario dello Rovigo. SPI di Rovigo, devo dire che questo convegno, questa iniziativa che è stata fatta 15 giorni fa, quindi poco, ha già avuto i suoi frutti, mettiamola così, perché qualche giorno fa c'è stato il Consiglio Comunale proprio in uno dei comuni, diciamo, dell'area del Delta, in questo caso Ariano nel Polesine, quindi fa parte dell'area interna SNAI, e la sindaca al suo ordine del giorno ha proposto quello di poter fare, diciamo, iniziare un percorso anche di dialogo, di discussione con i cittadini, ma con gli altri comuni dell'area interna per la fusione dei 7 comuni. Quindi questo non è avvenuto così a caso, ma perché c'è stato, soprattutto diciamo nell'interlocuzione di quel convegno, il fatto che tutti gli attori seduti, no, istituzionali, dai sindaci dei 7 comuni, dal presidente della provincia, dal vescovo che è stato invitato, dallo SPI nazionale, eccetera, si è parlato non solo delle difficoltà e delle soluzioni da trovare per le aree interne SNAI e non SNAI, ma il fatto che appunto si punti alla fusione dei comuni per mettere insieme forze non solo economiche, ma in questo caso anche forze che riguardano i servizi pubblici di welfare, ma anche tutto quello che può, insomma, può venire per uno sviluppo economico e sociale di questi luoghi che spesso appunto sono abbandonati in primis dalla politica. Perché è importante anche da fornire un impiego di qualità. Certo. Perché se si punta tutto alla manovalanza in senso tecnico, vivo in provincia di Belluno, comune di 2700 abitanti e ringrazio i pochi negozi rimasti aperti, ma purtroppo hanno dei prezzi di vendita pazzeschi, comunque li capisco. Questo è un altro problema. Anche questo. Questo è un altro grosso problema perché è vero, Certo. cioè, i pensionati anzi sono pensionati di pensioni abbastanza basse e si trovano costretti a comprare cose che costano tanto di più. Infatti questo ci è stato segnalato anche nell'altra zona dei 7 comuni e non soltanto. Io dicevo, impiego di qualità, perché altrimenti dopo, ovvio, magari afferiscono a certe strutture aziendali che hanno vantaggio perché zona SNAI con agevolazioni a insediarsi lì, però poi ci sono tutti magari persone che vengono da altre realtà, da altri paesi extracomunitari, ma snaturano la realtà del posto e gli abitanti anziani, insomma si creano questi problemi. No, infatti la strategia SNAI dice proprio di far partecipare attivamente i cittadini, non solo per diciamo, dire i problemi che incontrano in quella zona, ma soprattutto per
cercare poi con le amministrazioni di poter cercare di far nascere anche, no, nuove imprese locali e quindi che possano rispondere ad alto valore aggiunto. Esattamente, non solo ai bisogni delle persone, ma che possano dare uno sviluppo, diciamo, economico-sociale a quel territorio. Quindi prima si parlava di agricoltura piuttosto che di turismo, ma anche pensiamo a tutta la filiera dei servizi, perché poi ci sono tantissimi servizi, no, da dare non solo agli anziani ma alla popolazione che rimane. Prima si parlava di rigenerazione, la rigenerazione potrebbe essere banalmente coprire con la rete internet queste zone che possono essere non solo quindi non più isolate, ma le persone possono anche lavorare con diciamo, la rete internet, ma banalmente con la telemedicina possiamo anche raggiungere persone anziane o non autosufficienti. Credo che questo sia sicuramente un tema, vedo anche molto, almeno dai commenti che fanno i nostri telespettatori, molto sentito, e credo che bisognerà parlarne molto di più con tutti i cittadini e le cittadine, ma soprattutto fare una buona contrattazione sociale. Che è la base di tutto. Come diceva, ci ricordava anche il Vescovo, la restanza, noi dobbiamo spingere e favorire e valorizzare questi territori con la restanza, quindi abitare in maniera dignitosa questi territori. Benissimo, fondamentale. Parleremo magari ancora, perché siamo stati sollecitati, di telemedicina, che è un aspetto molto importante per le aree montane. Abbiamo visto il Bellunese, ma non solo, anche la zona della Lessinia e altre che si sentono più marginalizzate e che forse può in parte sopperire al fatto della medicina generale non così di prossimità. E parleremo di questi temi ancora, quindi non vi sentite abbandonati. E comunque le sedi, le mettiamo in onda, sono presenti su tutto il territorio, e quindi voi contattate la sede più vicina a voi. Queste sono quelle principali. Ovvio che se parliamo di Rovigo ci sarà una anche a Porto Viro, immagina, e così anche a Porto Tolle, e idem per Belluno nei vari comuni. Voi cercatele chiamando la sede, quella principale, e trovate anche sulle pagine gialle, quindi non solo sul web. Segretaria, la ringrazio moltissimo di essere stata qui con noi. Ringrazio il segretario di Rovigo di essersi collegato, di averci aggiornato sulla situazione territoriale. Magari avremo modo di aprire la finestra su altri territori, perché senza trascurare nessuno. E niente, io ringrazio anche voi di averci seguito. A presto, riguardate la puntata sul web, sul sito dello Speech GL del Veneto e su YouTube.